Stagioni, anzi ormai annate, che non rispondono più ai consueti parametri di piovosità, con ripercussioni inevitabili sulle attività agricole e sulle opere realizzate dall'uomo. La settimana della bonifica 2013 ha riportato al centro dell'attenzione il lavoro costante svolto dai consorzi di bonifica del territorio veneto, che attuano un continuo intervento di manutenzione ordinaria e di monitoraggio delle aree più a rischio, oltre al consueto ripristino di ciò che viene danneggiato dalle continue precipitazioni. La stagione è andata in modo pessimo, basti pensare che solamente nel mese di novembre è piovuto l'80% di tutta un'annualità, il mese di maggio è caduta la metà dell'acqua che cade in un anno, per cui questi dati fanno capire che siamo stati di fronte a una situazione particolare, un anno letteralmente diverso rispetto all'anno scorso. Questo è stato un anno molto impegnativo e le reti idriche minori sono state colmate da enormi quantitativi di acqua che senza le attività costanti dei consorzi si sarebbero riversate anche sulle aree urbanizzate, con conseguenze gravi e danni ingenti. Noi investiamo tutti i soldi dei contribuenti sulle manutenzioni, circa 28.000 km di canali e 400 impianti idrovori sono a servizio del territorio, ma soprattutto dobbiamo ricreare un nuovo modello, una nuova cultura di gestire il territorio, perché l'abbiamo urbanizzato oltremodo, abbiamo un aumento del 27% negli ultimi 12 anni di superficie urbanizzata, ma soprattutto dei territori dove l'acqua non fluisce a mare naturalmente, ma solo attraverso lo scolo meccanico. Ecco, in questo grande Cattino abbiamo costruito 70.000 ettari di cemento. Questo non può più essere. Questi eventi dimostrano che dobbiamo cambiare approccio al problema e cambiare mentalità rispetto a quello che avevamo in mente prima. Credo che le casse di laminazione siano le cose più imminenti da fare, sia quelle grandi di competenza della regione, sia quelle un po' più piccole localizzate che sono un po' di competenza dei consorzi. Per far fronte però alle continue emergenze non è sufficiente l'intervento ordinario, servono i finanziamenti straordinari della regione per realizzare, come in parte è stato fatto, le casse di espansione, per esempio. Abbiamo interventi per 150 milioni di opere di messa in sicurezza, di ripristino, di manutenzione e dall'altra parte altri 120 milioni di 5 casse di espansione che entro fine anno partiranno tutte. Quelle di Caldogno di Trissino inizieranno appunto i lavori entro un mese e le altre 3, quelle legate proprio alla zona di Soave, di Monteforte, quella con Lombaretta e quella di San Lorenzo inizieranno entro fine anno, insieme a quella di Fonte che andrà a risolvere il problema del Muson. Ma tutto ciò non basta. L'emergenza idrogeologica in Veneto richiede interventi con impegno di spesa da parte dello Stato, senza i cui finanziamenti certe opere non potranno essere realizzate. L'idrovia può essere un canale scolmatore funzionale al nodo idraulico, in particolare di Padova, per alleggerire le portate del Bacchiglione e del Brenta. Purtroppo anche qua è una questione di risorse. Un progetto preliminare ci ha dato delle indicazioni chiare che però individuano una cifra minima di intervento per 200 milioni di euro. Quindi sicuramente una cifra